Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Riuscite oggi a trovare questo matto in due mosse? Tocca al bianco muovere. Giusto per darti un'idea, dato che c'è il re nero al centro, qualcuno può giustamente spiazzarsi. I pedoni del bianco devono andare in questa direzione, i pedoni del nero vanno in questa direzione, giusto per darci un'idea. Ci sono, insomma, la posizione è molto aperta, ci sono tanti modi per dare matto, ma ti chiedo di trovare il matto in due mosse. Ora ti lascio una quindicina di secondi per pensarci senza commenti, se vuoi stoppa pure il video se vuoi prenderti più tempo, dopodiché andiamo ad esaminare le varie possibilità. Ok, ovviamente tocca al bianco e l'idea di pappare la regina è molto buona. Per esempio, adesso ci sono una serie di minacce di matto da parte del bianco. Il nero si deve difendere con D4, a seguito di D4 c'è donna B7 scacco, D5 e adesso con donna in H7 c'è il matto. Però questo è un matto in tre mosse perché una mossa, due mosse, tre mosse. Noi dobbiamo trovare il matto in due. Allora abbiamo capito che catturare subito la donna non è una buona idea. E vediamo un attimino come ce la caviamo se proviamo questo piano. Donna C6, donna C2, quindi matto in due. Donna C6, ora come può rispondere il nero? Beh, semplicemente a donna C5, che ovviamente si può catturare con la donna, si può catturare col cavallo, ma comunque porta poi un matto in 3. Per esempio, dopo questa cattura, supponiamo ora D4, e adesso semplicemente c'è cavallo in F2. Anche prima c'era cavallo F2, si può giocare subito, cavallo in F2 scacco, ora la donna cattura e semplicemente donna C2, scacco matto. Ok, ma anche queste ci abbiamo messo troppe mosse, abbiamo impiegato tre mosse. Se facciamo uno scacco di pedone in D3, cosa succede? Oh, aspetta, torniamo indietro alla posizione iniziale. Uno scacco di pedone in D3, semplicemente ora il re può andare in E3. Adesso possiamo catturare l'alfiere e poi con la donna cercare di andare in C1. Ora abbiamo la possibilità del nero di perdere un tempo, di guadagnare un tempo. Adesso catturiamo col re. Adesso qualsiasi mossa del nero di 4 e la vedi la mossa che porrà fine alle sofferenze del nero. Ta da da da, torre G3. Subito questa. Allora, qui si vince in mille modi, è chiaro questo. Donna C1 permette al re di catturare qui. E adesso, per esempio, abbiamo donna C2, il re va in E3 e dopo di questa ancora torre G3. Quindi neanche questa soluzione va bene, dare scacco subito col pedone. E se diamo scacco subito di cavallo, ti ricordi che qui c'era la donna? Quindi prima mossa, seconda mossa, interpone la donna e terza mossa. Ora sì che è scacco matto, ma ancora tre mosse, quindi ma qual è la soluzione? Rullo di tamburi. Oh, cavallo di 4. Cavallo di 4 è interessante, molto interessante come soluzione. Il re qui non può muoversi, qui c'è la torre, qui c'è il cavallo, qui c'è il pedone, qui c'è il pedone, qui c'è l'altro pedone. Può catturare in effetti questo cavallo. Ma vediamo un po' cosa succede. Allora, se si cattura col re, le proviamo tutte, perché questo cavallo si può catturare col re, si può catturare col pedone, si può catturare con la donna e si può catturare con l'alfiere. Se cattura di re, che cosa abbiamo? Abbiamo semplicemente donna B4, scacco matto. Quindi la cattura di re non è molto intelligente. Se si cattura di donna, che cosa c'è se si cattura di donna? C'è donna in H7, scacco matto, quindi questi sono matti in due. Se si cattura di alfiere c'è donna B1 e ancora una volta è scacco matto,
Manca la cattura di pedone. Se si cattura di pedone, la vedi? Qual è la mossa che ci fa vincere? Sono certo che riesci a vederla. Non donna e 7, poiché può essere catturata dalla donna del nero, ma donna di 5. Tutte queste possibilità sono di matti in 2. È veramente difficile da trovare questa soluzione di cavallo di 4. Se sei riuscito a trovarla, chapeau, ti faccio i miei più grandi complimenti. Un giorno sentiremo parlare di te. Ok, spero che questo video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!